quando volete. Okay. Mister Cortellini, la prima gioia della stagione, un 4-0 importante, soprattutto perché è venuto dopo la sconfitta nel derby, non c'è stato una scesa di morale ma anche una risalita dell'Imperio. Abbiamo fatto una grande partita oggi, tranne i primi 5 minuti dove sono partiti loro con un'occasione, poi la squadra ha dimostrato, ha avuto il pallino del gioco e abbiamo fatto una prestazione importante, quindi giocando anche con un fraseggio molto bello in un campo un po' pesante, quindi non era neanche facile, quindi sono molto contento della prestazione dei miei ragazzi, hanno rispettato le consegne di tutto quello che gli avevo chiesto. Assenza di punte, oggi si è inventato una soluzione nuova, due, Coppola e anche Fatanassi ad agire, uno a inventare, l'altro un po' a fare più pressing. È contento di quello che ha fatto? Sì, assolutamente sì, sono molto soddisfatto della prestazione di Fatanassi e di Coppola, perché Coppola l'abbiamo già visto nel derby con la Sanremese, che comunque ha fatto un gran gol e ha fatto anche una bella partita. Questo ragazzino 2004 ha fatto Fatanassi una grandissima partita e ha rispettato proprio quello che gli avevo chiesto e ha pulito il gioco, è stato veramente di ottimo livello. Ora in trasferta in anticipo, lo ricordiamo, sabato a Chieri, cosa si aspetta? Mi aspetto una prestazione come quella di oggi assolutamente, cercando di trovare le nostre geometrie, perché la mia è una squadra che gioca molto a calcio, è una squadra che comunque ha qualità tecniche, quindi dobbiamo fare attenzione, come dissi per la Lavagnese oggi, sull'atteggiamento giusto, perché se non erro il Chieri ha vinto 4-2 a Tortona contro il Dertona, quindi ci aspetta una partita tosta anche lì, ma sono sicuro che i miei ragazzi andranno lì per portare a casa di nuovo i 3 punti. Ecco.